Buongiorno ragazzi e ragazze. Allora, ieri ho messo sul gruppo questa foto, questa immagine di una sponsorizzata che è comparsa nella mia bacheca di Facebook e appunto vi ho chiesto secondo voi quali sono gli errori, no, che sono stati commessi in questa campagna. Allora, ho visto che vi piacciono questi, questi esercizietti, quindi ve li riproporrò più e più volte, anche perché vi è utile per imparare a vedere quali sono gli errori che anche voi potreste magari commettere nelle vostre campagne. Allora, partirei prima di tutto, anzi faccio una live perché questa appunto, questa campagna ha molti errori e sarebbe difficile riassumerli in un testo, diciamo. Allora, parto dai commenti che avete fatto voi alla ads, al post che ho messo, e poi faccio magari, vi dico io cosa ne penso. Allora, il buon Lorenzo, vabbè, Lorenzo insomma gioca facile, troppi errori in un unico post. Ok, sì, confermo. Poi Michele ha scritto mi trovo in difficoltà. Ok, quindi Michele adesso ti vediamo insomma di chiarire un po' la faccenda. Il buon Vladimir, grande Vladimir, che ha un ristorante, anzi più ristoranti in centro storico a Venezia e devo anche venire a trovarti prossimamente. Target, questo sì, direi che è uno degli errori perché, oddio, poi bisognerebbe sempre capire se è stato fatto uno studio dietro, se c'è una strategia, ma vedendo l'ad mi sa che non c'è tanta strategia. Bisognerebbe capire chi è il target di questo cliente, però scusate, di questo specialista chirurgo. Diciamo che immagino che la maggior parte di chi ha necessità di chirurgia estetica e plastica siano donne. A me è uscita questa campagna, quindi potenzialmente è un errore nel target, però bisogna vedere anche loro o lui che ragionamenti ha fatto, insomma. Ok, poi Elena diceva, ma parlo da profana, ma a parte il tasto call to action utile su uno sponsorizzato, trovo il post troppo vago. A Mestre, dove, telefono, ma anche la presentazione mi pare un po' vaga. Sì, allora in questo caso effettivamente mancano dei riferimenti, mancano dei i contatti o cose di questo tipo. È anche vero che questo c'è proprio un macro errore fatto prima di questo che vi dirò dopo. Nel senso che non è sempre necessario, e poi lo scrive anche Fiorella sotto, dati tecnici, azienda mancanti, localizzazione, orari, telefono, manca descrizione del centro, servizi offerti, specializzazione chirurgo. Allora, tutti questi dati non è fondamentale metterli in una campagna, altrimenti non fate altro che mettere la descrizione della vostra azienda in un ad, cioè non è sempre fondamentale, dipende chiaramente dalla strategia che c'è dietro, ma al vostro cliente magari non interessa sapere dov'è la location perché già vi conosce, oppure basta cliccare sul link alla pagina e se la trova da solo. Gli orari, stessa cosa. Quindi di questa cosa vi spiego poi cosa ne penso. Antonella, il papillon, un dottore col papillon non si può vedere. Effettivamente, anche a livello di immagine, anche l'immagine chiaramente ha il suo peso. Adesso io non me ne intendo molto di moda, però in effetti non è che faccia proprio una porca figura. Poi c'è Ada che ha scritto medicina e chirurgia, plastica ed estetica, troppe, e basta fare un elenco puntato tipo specialista in medicina e chirurgia plastica, medicina e estetica. Sì, ok, sì, può aver senso, nel senso anche curare il copy, quindi oltre al copy, cioè il senso del contenuto, anche come viene impostato il testo è molto importante anche per permettere la leggibilità, no? Da parte del cliente. Rendere più facile la lettura è sempre utile, piuttosto che fare un blocco testuale unico. È sempre meglio spezzarlo, fare dei punti, metterci magari anche delle faccine, delle immagini o roba di questo tipo. Ok, sì, avete dato dei buoni spunti. Vi dico che, allora, per quello che è la mia impressione su questa ad, c'è appunto un errore macroscopico che è
questo. Allora, voi dovete sempre ricordarvi che Facebook non è il mercato del pesce, o meglio, a volte lo è, dato i contenuti dei commenti e dei post di tante persone, perché vabbè, a volte rasentano il ridicolo. Però voi dovete capire che dovete sempre partire dall'inizio, cioè perché gli utenti, le persone sono all'interno di Facebook. Sono su Facebook banalmente per farsi i cazzi degli altri, perché questo no, principalmente l'utilizzo di Facebook. Poi sicuramente ci sono i gruppi interessantissimi come il nostro, dove si può imparare, dove si può migliorare, si può crescere, ci sono molte altre, insomma, community interessanti, però diciamo che l'essenza di Facebook è nato per quello. Ricordatevi che Facebook è nato all'interno di un dormitorio dell'università insomma, l'università americana di Mark Zuckerberg, e l'aveva creato appunto per permettere agli studenti di farsi i cazzi degli altri. Quindi è rimasto un po' quella, diciamo, quello lo spirito di questa piattaforma, di questo social, di quasi tutti i social praticamente. Quindi dico questo perché questa è una ads fatta esclusivamente per vendere immediatamente, e dovete sempre entrare nell'ottica che l'utente, la persona, il vostro potenziale cliente non è su Facebook perché ha bisogno dei vostri servizi, ok? Ma è su Facebook perché si sta facendo i cazzi degli altri, sta guardando le foto delle proprie amiche, dei propri amici, sta leggendo gli stati degli altri, eccetera, e poi magicamente si ritrova la vostra ads di mezzo. Quindi andare subito a vendere un vostro servizio o prodotto senza che io neanche sappia chi sei, che tipo di servizio proponi, se i tuoi clienti sono contenti di te, eccetera, nella stragrande maggior parte delle volte significa veramente sputtanare soldi e regalare soldi a Facebook, e Facebook non ha bisogno dei vostri soldi. Quindi soprattutto in servizi complessi come può essere quella della chirurgia plastica, proporsi così direttamente senza che io conosca questo Casadei Alessandro è probabilmente uno spreco di budget, perché è come se io stessi camminando per strada, ok? Sono in centro in centro storico a Vicenza, sto camminando, mi guardo i negozi, eccetera, e questo mi ferma e mi dice ciao, sono uno specialista in medicina e chirurgia plastica, contattami ora per una consulenza. Cioè, capite che la cosa non ha molto senso, no? Diverso sarebbe magari il discorso relativo a prodotti o servizi che hanno un processo di acquisto da parte dei clienti molto più semplice, come può essere, che ne so, un gelato, una cena al ristorante, prodottini da qualche euro o cose di questo tipo, no? Allora lì potrebbe anche avere senso, perché io sono magari se uno fa bene la campagna, la studia bene anche come target, io sono in centro a Vicenza, mi vedo l'immagine che ne so, di un gelato, è un caldo schifoso, vedo la foto di un gelato, mi dice che c'è una promozione particolare, che ne so, vedo che questa gelateria è a pochi passi da me, ok, sì, vado e lo prendo subito, non devo fare dei ragionamenti dietro. Sulla medicina estetica capirete anche voi che non è che magicamente vedo questo e dico ma sì, perché non prenotare subito un appuntamento, non so neanche chi sei, ok? Quindi in questo caso bisogna prenderla molto molto più morbida, non bisogna vendere direttamente subito al primo contatto, bisogna prenderla molto più larga, diciamo. Quindi quello che farei io, se fossi in questo caso il consulente di questo specialista, sarebbe intanto definire il mio target, perché è chiaro che in questo caso non è stato studiato il target di questa ads, perché è generica, soprattutto poi è chiaro che non ha definito chi è il suo cliente target. Quindi prima di tutto andrei a capire quali sono gli obiettivi, quindi capire la strategia, quali sono gli obiettivi della mia campagna, capire nel dettaglio chi è il target a cui voglio veicolare la mia campagna e poi, appunto, come dicevo, prenderla molto più alla larga. Quindi potrei partire da dei contenuti informativi prima,
Quindi definisco per esempio che il mio target sono donne, che ne so, adesso non voglio fare andare a incastrarmi in cose complicate, però insomma, diciamo magari donne di una certa età, in una certa zona, perché adesso io non ho neanche controllato poi di dove sia questo specialista. Vabbè, adesso dovrei andare a cercare, ma probabilmente non è neanche nella mia zona. Ah no, scusa, no, l'ha scritto qua, è a Mestre. Ok, è a Mestre. Io sono a Vicenza, quindi sì, potrebbe anche starci. Mestre, Vicenza, cosa saranno? 50 chilometri? Ci può anche stare. Se uno specialista è bravo, li fai, quindi la localizzazione può anche starci. Quindi andrei a lavorare principalmente sui contenuti. Quindi capisco qual è il mio target, capisco qual è l'obiettivo che voglio raggiungere per questa campagna e lavoro di contenuti. Quindi vado a spiegare, che ne so, devo rifarmi il seno, quali sono le 5, che ne so, i 5, come si dice, 5 cose da sapere prima di farsi l'operazione al seno, tipo, che cazzo, non so, adesso dico cose un po' a caso, no? Attento a quello che dici, esatto. E quindi fare un primo post magari dove spiego quali sono le cose a cui stare attenti. Poi potrei farne un altro dove spiego cosa succede dopo l'operazione. Quindi magari ci sono tante paure che le mie clienti mi hanno segnalato di avere magari prima dell'intervento. Io posso fare un articolo, un post, anche un video, volendo, un video direttamente dello specialista, dove spiega quali sono le paure che hanno le loro clienti e quindi vado a, diciamo, a smontare queste paure e dimostrare che e a rispondere in anticipo a eventuali dubbi che possono avere i miei potenziali clienti, no? Poi potrei fare su chi ha letto determinati miei contenuti, potrei fare un retargeting, quindi andare a colpire solo chi ha letto i miei contenuti, mostrando le recensioni, meglio sarebbe ancora delle video recensioni dei miei clienti. Quindi la signor Maria che ha fatto un intervento al seno, eccetera, fa un bel video, vabbè, magari nell'intervento al seno magari una ha anche timore di farlo, però adesso sto parlando in modo molto generico, no? Dove spiega che all'inizio aveva paura, non aveva questi timori, il dottor Casadei ha risolto queste paure e adesso sto benissimo e bla bla bla, ok? Ripeto, sto facendo esempi proprio stupidi. Dopodiché, viste anche le testimonianze di altri clienti, e questa cosa è importantissima, soprattutto su servizi complessi come può essere quella della chirurgia. Se magari non è una testimonianza video perché il cliente ha paura di mostrarsi in video, può essere una testimonianza scritta dove metto solo il nome, oppure faccio un video dove copro la faccia, no? come si dice, i collaboratori di giustizia. O cose di questo tipo. Insomma, è importantissimo far vedere le recensioni, le opinioni di altri clienti, sempre per andare a togliere a eliminare, smussare quei possibili colli di bottiglia dove i clienti si piantano. Ok, da lì potrei fissare, magari cercare di andare gradualmente allora a fissare un appuntamento, ma lo spiegherei in modo un po' più chiaro, perché devo prenotare un appuntamento per cosa? Cosa che succede durante l'appuntamento? Io dovrei mettermi anche nei panni dei clienti che non hanno mai avuto a che fare con la chirurgia plastica e magari si trovano spiazzati perché non sanno cosa succede durante l'appuntamento. Cioè bisogna sempre mettersi nell'ottica più estrema possibile per rendere le cose più facili possibili ai clienti. Quindi ecco, dopo aver proposto ai miei clienti dei contenuti interessanti, dopo aver fatto del retargeting, spiegando allora chi sono, che tipo di interventi faccio, mostrando le recensioni o testimonianze di altri clienti, allora lì andrei poi gradualmente a proporre, dopo aver fatto anche vedere magari il classico prima e dopo, no? Anche quello nella chirurgia può essere una cosa molto interessante. Faccio vedere prima la foto di com'era prima questa persona e dopo l'intervento, ok? Quindi in quel caso ha un enorme valore anche perché il potenziale cliente già mi conosce lo specialista, mi ha già dato dei contenuti di valore,
insomma, ho meno barriera con questo specialista, ok? È molto più facile andare a proporre la prenotazione di un appuntamento. Ok, spero di essere stato chiaro, spero di essermi spiegato. E niente, ci becchiamo alla prossima AZ da correggere. Ok, ciao ragazzi, buon weekend.